Abbiamo creduto che il momento peggiore fosse passato, in realtà non è così. Quello che in qualche modo ci stupisce è che nessuno fosse pronto ad affrontare tutto quello che stiamo vivendo quotidianamente. La situazione è molto complessa, ogni giorno facciamo i conti con dei nuovi casi Covid che riguardano il personale scolastico, docenti, non docenti, gli alunni, le famiglie degli alunni, e tutto questo rende la vita scolastica, oltre che la vita in generale, sicuramente molto più complessa. In questo stato di cose, comunque, visto che la nostra è una missione, la vita scolastica nella sua accezione più importante a quella della missione, noi così la stiamo vivendo, con tutte le difficoltà del momento, con tutte le difficoltà del caso. Non abbiamo inteso fermarci assolutamente. La vita di questi ragazzi dai 3 ai 14-15 anni, perché questo è il target di un istituto comprensivo, non è semplice, si trovano a dover fare conti già con una serie infinita di limitazioni e di costrizioni, per cui al di là della mascherina che va tenuta a questo punto sia in posizione statica che dinamica, alla ricreazione che va fatta da seduti e ad una serie di altre limitazioni, dal punto di vista delle attività stiamo cercando di offrire ai nostri ragazzi il meglio di quanto si possa chiaramente fare in questo stato di cose.